punto di vista proprio editoriale, professionale, devo dire che sì, ci saranno delle trasformazioni, però devo anche avvisare che c'è una resistenza spasmodica dell'essere umano ai cambiamenti di certi mezzi. Se torniamo all'indietro e pensiamo al povero Gutenberg quando stampò la prima Bibbia, lui fece praticamente una simulazione di una Bibbia fatta a mano, scritta da un amanuense, perché i motivi sono semplici, sono sostanzialmente due. Uno, è difficile per un essere umano immaginare qualcosa di diverso da quello che c'è e anche riuscire a venderlo, anche se riesce a farlo. E due, bisogna che la gente compri delle cose che può riconoscere. Anche se noi possiamo inventare, come negli anni passati ci sono stati dei tentativi di costruire delle forme strane o diverse o moderne o avanzatissime di libro, diciamo, qualcosa del genere. Cioè, l'abitudine di un lettore è quello di avere delle parole scritte in nero su un fondo bianco, cioè, e che devo girare la pagina, perché se non anche gli ebook si possono far rotolare come un papiro degli antichi egiziani o dei romani, ma difficilmente uno userà questa funzione perché siamo abituati con i libri e vogliamo dei libri. Questo dal punto di vista del lettore, diciamo. Per cui forse sì, ci sarà un cambiamento, però io sinceramente non riesco a immaginarmelo perché sono limitato culturalmente e mentalmente dal fatto che sono abituato con i libri di carta e questo mi aspetto. Invece dal punto di vista di chi fa i libri, e nel mio caso questo è cogente, è molto bello invece questo sistema di fare i libri elettronici, è stranamente, vista la sua primitività ancora adesso, è molto più rudimentale fare un libro elettronico che fare una rivista costruita con il computer destinata, o un libro destinato poi alla stampa tipografica. I passaggi sono diversi, i software, i programmi che si usano sono molto diversi perché sono il frutto della trasformazione nel computer di altre tecnologie che c'erano prima. Invece quello di fare i libri elettronici quasi quasi sembra di usare ancora i caratteri mobili, perché bisogna intervenire sulla materia bruta, cioè quello che c'è sotto di quello che uno vede quando prende in mano un libro elettronico. Sui comandi che bisogna dire al computer, qui fai un corsivo, allora bisogna cambiare i caratteri a mano.